Bene, direi che siamo a questo punto in diretta e quindi bentornati su Parresia. Dunque, nella live di oggi parleremo nuovamente di Medio Oriente, ma con un taglio più incentrato sulle monarchie arabe del Golfo. Io qui mi sento di consigliarvi ovviamente un libro che, guarda caso, si chiama proprio, spero di inquadrarlo bene, Le monarchie arabe del Golfo, nuovo centro di gravità in Medio Oriente, scritto da Cinzia Bianco e Matteo Lagrenzi. Oggi baseremo ovviamente la live proprio su questo volume di cui abbiamo ospite, per l'appunto, uno degli autori. E quindi io saluto e ringrazio Cinzia Bianco per essere qui con noi stasera. Buonasera Cinzia. Buonasera a te e a voi e grazie dell'invito. Dunque io ricordo a tutti voi che in descrizione potete trovare il link alla sinossi del libro, che vi consiglio, tra parentesi, di leggere, ma vedremo oggi per bene di che cosa parla. Ma penso che forse il titolo già eh, definisce bene la materia. Direi quindi a questo punto di entrare nel vivo, Cinzia, e ti chiedo, le monarchie arabe del Golfo, quali sono? E specialmente qual è il loro organo collegiale, cioè se sai dire ovviamente qualcosa del Consiglio di cooperazione del Golfo e specialmente il loro rapporto di queste monarchie con le varie primavere arabe. È interessante notare anche che nel tuo libro c'è un paragrafo, penso del primo capitolo, che si intitola proprio Primavere o inverni arabi. E quindi questa cosa è molto interessante. Già avevo fatto una live precedente con altri 3 esperti e ho posto questa domanda a riguardo e quindi a questo punto io chiedo a te questo rapporto com'è. Quindi a te la parola, Cinzia. Grazie. Grazie, domanda subito molto interessante. Dunque, quando diciamo le monarchie arabe del Golfo ci riferiamo a 6 paesi, uno molto grande, l'Arabia Saudita, e poi altri 5 molto più piccoli, il Kuwait, il Qatar, gli Emirati Arabi Uniti, l'Oman, e il Bahrain, che è invece proprio minuscolo, è di fatto una città-stato quasi, più che uno stato vero e proprio. E queste 6 monarchie, diciamo che ovviamente sono situate proprio nella penisola arabica, proprio nel mezzo della penisola arabica, lavorano insieme in cooperazione da decenni, in una maniera o in un'altra, e si sono organizzate nel 1981 con una organizzazione regionale che si chiama Consiglio di cooperazione del Golfo. È un'organizzazione, si dice appunto, intergovernativa, nel senso che, a differenza dell'Unione Europea, non è un'organizzazione che ha, diciamo, potere di condizionare le politiche locali, ma più che altro è semplicemente un organo di coordinamento delle politiche dei singoli governi. Quindi fondamentalmente il potere decisionale rimane sempre nelle mani dei singoli governi e poi si cerca un coordinamento più o meno effettivo all'interno di questo Consiglio di cooperazione del Golfo a 360 gradi, sia sulle questioni politiche, sulle questioni militari, sociali e su quelle economiche. Per esempio, l'unico vero successo del Consiglio di cooperazione del Golfo è la creazione di un'unione doganale tra le 6 monarchie, che di fatto crea quasi un'area di libero scambio, però molto diversa anche da quella che abbiamo noi nell'Unione Europea, che è completamente aperta, mentre lì permangono comunque alcune restrizioni e alcune questioni che vengono utilizzate anche in maniera strumentale dai governi per obiettivi politici. E diciamo, questi 6 stati hanno delle caratteristiche comuni abbastanza evidenti, sono tutte delle monarchie autocratiche, sono assolutamente degli stati centralizzati, in cui appunto la famiglia reale è la stessa da decenni, e c'è appunto una successione del potere, e come in ogni monarchia diciamo assolutamente a completa, diciamo, decisione del capo di Stato, quindi del re, e sono delle monarchie molto conservatrici. Ora, che cosa si intende quando si dice conservatrici? Perché effettivamente anche il conservatorismo delle monarchie del Golfo ha subito una evoluzione. Sicuramente sono molto conservatrici dal punto di vista politico e geopolitico, cioè sono per eccellenza degli attori
che proteggono, difendono lo status quo, per i quali lo status quo equivale alla sopravvivenza politica e geopolitica. E questo è, direi, secondo me, forse il tratto più importante dal punto di vista geopolitico che accomuna queste 6 monarchie e che è venuto fuori in maniera particolarmente importante durante proprio le primavere arabe, cioè la reazione delle monarchie del Golfo alle primavere arabe nella quasi totalità dei casi è stata un rifiuto completo, perché le primavere arabe erano viste come una tempesta geopolitica che scompigliava le carte dell'ordine regionale e metteva quindi a rischio quella stabilità, quell'immutabilità dello status quo che conviene moltissimo a delle monarchie che appunto sopravvivono grazie a delle strutture decennali. L'unica eccezione fu ovviamente il Qatar, che invece vide le primavere arabe come una grande opportunità, cioè il Qatar condivideva l'analisi di tutte le altre monarchie che fosse una tempesta geopolitica che poteva scompigliare l'ordine regionale, spazzare via regimi decennali e instaurare nuovi ordini politici, mettere il potere in mano a nuovi attori politici. Però mentre per tutti gli altri questa era assolutamente un incubo, diciamo, una nemesi, per il Qatar era invece un'opportunità, perché il Qatar nel corso dei decenni aveva costruito rapporti politici con questi attori che si trovavano adesso finalmente nelle condizioni di poter accrescere il loro potere geopolitico nella regione. E quindi il titolo, noi intitoliamo appunto nel libro Le monarchie arabe del Golfo, intitoliamo un paragrafo del capitolo dedicato alle primavere arabe con primavera o inverno, proprio perché la percezione di quello che accadde nella regione fu completamente diversa all'interno delle cinque monarchie da una parte e il Qatar dall'altra, che le une le videro come un momento assolutamente di gelo geopolitico, quindi invernale, l'altro invece il Qatar lo vide proprio come un momento di rinascita e di opportunità, quindi come una primavera. E una delle differenze, degli elementi che spiegano queste differenze è l'esperienza a livello domestico con le primavere arabe. L'Arabia Saudita e il Bahrain in particolare, ma anche il Kuwait e l'Oman e persino gli Emirati Arabi Uniti hanno avuto, chi di meno, chi di più, chi in maniera quasi ininfluente, chi in maniera molto intensa, delle proteste durante le primavere arabe. In Qatar di fatto non ci fu alcun tipo di protesta, quindi non ci fu alcun tipo di minaccia a livello domestico e questo cambiò molto la prospettiva sulla questione geopolitica a livello regionale e diede inizio a un decennio che noi descriviamo nel libro veramente tumultuoso e che di fatto è il risultato ad oggi, 10 anni dopo le primavere arabe, oltre 10 anni dopo le primavere arabe, nell'ascesa delle monarchie del Golfo al nuovo centro di gravità in Medio Oriente. Bene, grazie mille intanto per essere stata breve ma esaustiva. Ma, hai menzionato appunto il Qatar, io partirei proprio da qui, dal Qatar, perché, è un caso molto particolare, che a un certo punto, parliamo del 2017, il Qatar viene completamente isolato dalle altre, monarchie e lo spiegate molto bene all'interno del vostro libro. Ecco, quindi riusciamo magari a fare un excursus proprio dall'isolamento, perché fu isolato il Qatar, ci fu questo embargo, a riguardo nel 2017, fino poi a anni recenti, nel 2021 con gli accordi di Alula. Prego Sì. Cinzia. Sì, ci colleghiamo esattamente a quello di cui parlavamo fino adesso, cioè questa differente visione delle monarchie, delle primavere arabe, si è ovviamente tradotta in delle politiche regionali completamente diverse. Mentre per esempio Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti hanno iniziato un viaggio che li ha portati sempre più vicini in un'alleanza per contrastare queste forze politiche emergenti che potevano teoricamente prendere il posto dei regimi arabi, dei regimi arabi diciamo disfatti dalle primavere arabe,
Invece il Qatar ha sostenuto questi nuovi attori, in particolar modo la Fratellanza Musulmana e vari movimenti affiliati più o meno intensamente alla Fratellanza Musulmana, o magari alcuni vagamente ispirati ai precetti dell'islamismo politico, altri invece proprio molto vicini dal punto di vista più ideologico. Insomma, vari movimenti di questa costellazione che è estremamente diversa e diversificata della Fratellanza Musulmana, che avevano ottime probabilità di prendere il potere nella regione, in diversi paesi della regione. Ricordiamo tutti appunto la vittoria elettorale di Mohamed Morsi in Egitto, e quindi di fatto l'Egitto è il paese più popoloso del Medio Oriente e il Nord Africa, in mano a un partito che si rivedeva nella galassia della Fratellanza Musulmana e che era ovviamente estremamente vicino quindi anche al Qatar. Idem in Libia, in particolar modo nella parte occidentale del paese, vari diciamo personalità di spicco, addirittura personalità che proprio fino al giorno prima vivevano in Qatar, lavoravano in Qatar in varie posizioni, da diciamo consiglieri politici piuttosto che personalità di spicco del giornalismo di Al Jazeera, di origine libica, affiliati alla Fratellanza Musulmana, che vengono spinti dal Qatar con insomma un supporto finanziario, politico, logistico non indifferente, per poter essere dei contendenti, diventare dei contendenti importanti per prendere in mano il futuro politico della Libia, e così in diversi altri paesi della regione. Quindi di fatto si crea una faglia molto evidente, molto chiara, molto netta. In vari paesi della regione ci sono questi regimi che vengono spazzati via dalle primavere arabe e ci sono poi contendenti per raccogliere un po' l'eredità di questi regimi, e tra questi contendenti c'è sempre un gruppo, un individuo, un'organizzazione vicina all'Islam politico e alla Fratellanza Musulmana, che ha dei rapporti strettissimi con il Qatar, e poi c'è sempre un gruppo invece che è anti-islamista, che cerca invece di a tutti i costi impedire che la Fratellanza Musulmana vada al potere, che è sempre finanziato, supportato, incoraggiato da Arabia Saudita e o Emirati Arabi Uniti. In particolar modo gli Emirati Arabi Uniti diventano particolarmente paranoici rispetto alla Fratellanza Musulmana negli anni subito successivi alla primavera araba. Ovviamente in tutta questa storia, in questo grande scontro geopolitico, quelli che soffrono di più sono i gruppi dichiaratamente più piccoli e in partenza anche più deboli e meno ben organizzati, di liberali, che invece avevano creduto nella primavera araba e avevano lottato e messo in discussione appunto loro stessi, con un sogno diciamo di un futuro politico liberale, che invece di fatto non ha più nessuna chance, perché non è un attore, non è diciamo un gruppo, non è un cavallo che viene diciamo cavalcato da attori geopolitici. E questo scontro si traduce molto semplicemente appunto, poiché né Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti da una parte e né il Qatar dall'altra riescono ad avere la meglio sulla partita geopolitica in Libia piuttosto che in Egitto, chiaramente senza alcun diciamo senza alcuna ridiscussione, la soluzione che viene elaborata in particolar modo ad Abu Dhabi è quella di attaccare direttamente il più importante sostenitore della Fratellanza Musulmana, e quindi il Qatar. Da un giorno all'altro si chiudono completamente i confini terrestri, aerei e marittimi tra tutti i paesi circostanti e il Qatar, si tagliano le relazioni politiche, inizia un boicottaggio politico, diplomatico, mediatico, inizia una infowar, quindi proprio un'operazione di guerra di informazione, di guerra di reputazione, in cui il Qatar viene accusato di sostenere il terrorismo, di sostenere l'Iran nella regione, e in particolare la chiusura dei confini è una cosa che noi
non ci rendiamo bene conto cosa significa finché non, per esempio, non ci dicono che l'80% del fabbisogno alimentare del Qatar passava attraverso il confine terrestre tra l'Arabia Saudita e il Qatar. Significa che da un giorno all'altro la via da cui passava l'80% del fabbisogno alimentare della popolazione era chiusa. Quindi c'è inizia un momento di emergenza in cui il Qatar deve di fatto concentrare tutte le sue enormi risorse finanziarie all'interno dei suoi confini, che era poi l'obiettivo principale di questa crisi. Mettere il Qatar in una situazione di non avere più quel soft power, quell'attenzione, quella capacità di attenzione politica, quel capitale finanziario per poter incoraggiare i gruppi della fratellanza musulmana o altri gruppi in avventure geopolitiche, ma deve pensare solo a se stesso e quindi riversare tutta la sua attenzione e le sue risorse all'interno dei propri confini per sopravvivere a questa crisi. E questo di fatto succede, avviene, e nel 2021 si arriva un po' a una situazione di stagnazione, nel senso che appunto il Qatar ha già deciso di cambiare linea geopolitica, ha già offerto di tagliare i rapporti con l'Islam politico, ha già ridimensionato il suo ruolo regionale in maniera molto importante, non c'è più nient'altro che si possa di fatto ottenere. D'altra parte anche l'Arabia Saudita in particolare e anche gli Emirati Arabi Uniti si trovano in una situazione molto più debole che li porta a voler risolvere la crisi che appunto si risolve nel 2021 cambia completamente anche l'assetto delle relazioni tra le monarchie. Benissimo. Passiamo ad altri 2 invece stati, monarchici del Golfo che in qualche modo hanno sviluppato sodalizi, anche frizioni ogni tanto, e rappresentati fondamentalmente dai 2 Mohammed, cioè Bin Salman da una parte e Bin Zayed dall'altra. Parliamo ovviamente di Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Tra l'altro c'è questo rapporto che, voi descrivete nel libro, insomma, come una sorta di, adesso lo dico in termini molto nerd, Padawan con il proprio maestro Jedi, se vogliamo dire così, Sì. no, quindi ecco, magari anche qua, Cinzia, potresti un po', farci una panoramica, di questo rapporto, del perché appunto anche c'è stato questa unione e anche queste, a volte frizioni tra questi 2 stati. Prego, Cinzia. Sì, appunto dicevamo già dall'inizio delle primavere arabe, l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti si trovano fondamentalmente d'accordo su una questione fondamentale, cioè che bisogna assolutamente fermare quest'onda di cambiamento questa possibile ascesa dell'Islam politico da una parte e dell'Iran dall'altro, nel vuoto geopolitico lasciato dai regimi scalzati dalle primavere arabe sia una minaccia da fermare. E quindi c'è questo accordo di fondo che forma poi la base di un sodalizio e che poi però inizia molto ad accelerare in maniera molto importante proprio con la venuta di Mohammed bin Salman al trono di Riyadh nel 2015. Lì cambia Tra l'altro tutto. scusami se ti interrompo, Cinzia, Prego. ho trovato estremamente interessante anche il fatto che come è arrivato al trono Bin Salman, perché lui non era il candidato effettivo, come, per l'ascesa futura al trono, successivamente a l'altro Salman, l'attuale re, Sì, ehm, esatto. dell'Arabia Sì. Saudita. Quindi anche questa cosa qua è molto interessante perché diciamo c'è stato una certa, un certo, come dire, house of cards, se vogliamo dire sempre un po' in termini, di serie TV, ecco. C'è stato Ma un certo assolutamente. gioco di potere interno da questo punto di vista. Prego, prego. Assolutamente, assolutamente, ed è anche un gioco di potere in cui c'è lo zampino di Mohammed bin Zayed, perché il re Salman aveva appunto lasciato come suo erede Mohammed bin Nayef, che è un altro reale saudita, un reale saudita molto più, diciamo, ortodosso, nel senso molto più tradizionale nei suoi approcci, nelle sue visioni, molto più vicino agli Stati Uniti, molto più, diciamo, anche molto più ehm, di una
più grande di età, quindi molto più meno irruento, meno con questo assolutamente senza questo desiderio di effettivamente scompigliare tutte le carte, come invece aveva Mohammed bin Salman. C'era però una caratteristica, no? Che questo suo essere più ortodosso significava anche che Mohammed bin Nayef non avrebbe mai voluto prendere, per esempio, i rischi geopolitici che invece Mohammed bin Zayed degli Emirati Arabi Uniti cercava. Cioè Mohammed bin Zayed è una personalità molto particolare, una personalità estremamente alla ricerca di appunto del rischio, lui non si tira mai indietro davanti al rischio, è estremamente ambizioso, un'ambizione senza confini e senza limiti, e per perseguire questa ambizione è assolutamente disposto a correre rischi e anche a mettersi contro attori regionali molto più grossi, molto più importanti, addirittura attori globali importanti. È appunto anche molto molto machiavellico. Avere una persona sul trono di Riyadh che invece era molto più conservatore, come Mohammed bin Nayef, che non condivideva affatto la paura, la paranoia rispetto alla fratellanza musulmana, che anche rispetto all'Iran sì, aveva sicuramente grande ostilità, ma era molto più timido. Quindi e che soprattutto aveva anche un rapporto molto difficile proprio con lui stesso, cioè Mohammed bin Zayed e Mohammed bin Nayef si conoscevano da anni e anni e avevano un pessimo rapporto. Quindi l'idea di avere invece al posto di Mohammed bin Nayef, Mohammed bin Salman, molto più giovane, molto più diciamo aperto al rischio, con una grande ammirazione per Mohammed bin Zayed e per gli Emirati Arabi Uniti, per quello che gli Emirati Arabi Uniti sono diventati, no? Con questa voglia di fare cose, di incorrere in rischi, ma anche di schiacciare, di avere un atteggiamento molto più assertivo dal punto di vista geopolitico, era sicuramente estremamente interessante per Mohammed bin Zayed e quindi subito, appena nel 2015, Mohammed bin Salman diventa vice principe ereditario, non principe ereditario, subito Mohammed bin Zayed gli si avvicina, si instaura questo rapporto e inizia a capire come fare a facilitare l'ascesa di Mohammed bin Salman. Quindi tutto quello che succede nei 2-3 anni successivi, in un qualche modo, è stato poi ricollegato a un consiglio di Mohammed bin Zayed o appunto un piano di Mohammed bin Zayed. Quindi fondamentalmente abbiamo visto l'organizzazione di un pranzo, per esempio, a marzo del 2017 nello Studio Ovale con l'allora presidente Donald Trump, direttamente un pranzo privato tra Mohammed bin Salman e Donald Trump. Durante quel pranzo sembra che i due abbiano parlato di quello che poi è successo nei mesi successivi a Riyadh, quindi del piano di far fuori Mohammed bin Nayef, costringerlo alle dimissioni e di fare poi in quella che viene ogni tanto chiamata la notte dei lunghi coltelli a novembre del 2017, far fuori decine di reali sauditi, di grandi businessmen sauditi, che erano estremamente reticenti nei confronti di Mohammed bin Salman e che gli avrebbero sicuramente messo i bastoni tra le ruote. Mentre quello che succede è che in questo anno cruciale, nel 2017, si consolida la posizione di Mohammed bin Salman come a quel punto principe ereditario, quindi erede al trono. E questo anche grazie a Mohammed bin Zayed. Inizia questo coordinamento per cui ogni avventura regionale che seguirà sicuramente nei 12 mesi successivi sarà fatta in due o sarà diciamo partorita strategicamente in due, che siano le operazioni militari in Yemen, che siano le varie operazioni per contrastare l'influenza iraniana in Iraq, che sia il tentativo di avvicinamento a delle personalità irachene anche sciite, che sia per esempio il tentativo quasi diciamo di semi-rapimento del primo ministro libanese Hariri, che viene trattenuto a Riyadh da Mohammed bin Salman finché poi non va il presidente francese Emmanuel Macron a costringere di fatto una liberazione.
Tutto questo viene fatto più o meno insieme. Succede poi ad ottobre del 2018 l'uccisione di Jamal Khashoggi, il giornalista saudita. Quella è un momento drammatico per tutti, ma persino per lo Stato saudita e per Mohammed bin Salman, perché si ritrova ovviamente al centro di attacchi internazionali da tutti i lati e inizia diciamo, a doversi difendere proprio dover difendere proprio la sua sopravvivenza politica. Si aspettava quindi Mohammed bin Salman che Mohammed bin Zayed fosse al suo fianco al 100%. In realtà quello diventa un momento talmente delicato, talmente assurdo, che anche Mohammed bin Zayed si tira indietro. E questo inizia diciamo, un nuovo trend in cui i due cominciano a pensare di non potersi fidare l'uno dell'altro fino in fondo. E per esempio si rimette tutto in discussione. Quindi nel 2019, ad esempio, gli Emirati Arabi Uniti si ritirano a sorpresa dallo Yemen, lasciando i sauditi da soli in questo disastro militare, politico, sociale, umanitario, da tutti i punti di vista. Li lasciano da soli e nello stesso tempo, sempre senza dire niente ai sauditi, iniziano delle comunicazioni segrete con l'Iran per abbassare la tensione con l'Iran. Nel 2020, quindi un anno dopo, o qualche mese dopo, i sauditi fanno la stessa cosa con il Qatar, quindi vanno a parlare direttamente con il Qatar per risolvere la crisi che avevano aperto insieme agli Emiratini nel 2017, senza dire nulla agli Emiratini. E costringono di fatto, perché appunto i sauditi sono più grossi, quindi possono costringere gli altri, costringono gli Emiratini anche loro ad accettare la fine delle ostilità con il Qatar. Queste divergenze dal 2019 in poi, adesso sono passati appunto 4 anni, nel 2023, cominciano a diventare sempre più significative. Tant'è che ad oggi, soprattutto negli ultimi direi 6 mesi, iniziamo veramente a parlare a prendere proprio sul serio queste divergenze, cominciamo a parlare di come le cose si potrebbero evolvere. In particolar modo quando Mohammed bin Salman diventerà re dell'Arabia Saudita, quel rapporto che tu giustamente descrivevi quasi come Mohammed bin Zayed come mentore dell'altro, Mohammed bin Salman, deve necessariamente cambiare, perché a quel punto Mohammed bin Salman sarà il re del paese più grande e non c'è assolutamente possibilità che possa tollerare che si descriva il rapporto suo con Mohammed bin Zayed come un rapporto di mentorship, perché diventa appunto una questione di credibilità e di orgoglio. E invece ci sono altri 2 paesi, anzi no, prima volevo, dire un'altra cosa, una fun fact, ecco, che poi ci servirà anche dopo in realtà, perché, intanto, un nostro ascoltatore, anche se, in maniera molto satirica, ci chiede: "E lo sceicco Renzi?" Perché di fatto bin Salman è il buon sceicco Renzi, se lo vogliamo chiamare così. Beh, in fin dei conti c'è stato, se ti ricordi, sicuramente te lo ricorderai, un dialogo, andato anche in onda, oltretutto anche nelle TV italiane, dove insomma, ehm, ha destato anche un po' di scalpore questo avvicinamento di fatto di Renzi all'Arabia Saudita di bin Salman. Bin Salman, ricordiamo, è anche quello che ha fatto sì che poi le donne arabo-saudite avessero la patente, tra le altre cose. Quindi diciamo che è considerato all'interno dell'Arabia Saudita qualcuno che in qualche modo ha modernizzato un pochino il paese, o comunque gli ha dato quella spinta modernizzatrice. Fun fact, aggiungo anche, è quello che, per chi magari segue il wrestling, per esempio, è anche uno dei fautori, che ci mette anche i soldi, di varie iniziative, come ad esempio Crown Jewel, cioè questo pay per view assurdo del wrestling. Però, attenzione bene, è un'ottima base, per discutere forse anche di come sono, i rapporti effettivi, o meglio, com'erano i rapporti effettivi tra, Arabia Saudita e Stati Uniti, che nell'epoca Trump erano abbastanza saldi, da un certo punto di vista. Poi questa cosa la spieghi anche nel libro. Quando poi si passa a Joe Biden, beh, si cambia un po' la questione, ma ne parleremo, tra poco. Intanto magari, ecco, come consideri questo questo rapporto Renzi-Bin Salman? Che questa è una cosa interessante.
Prego, Sì, Cinzia. no, è assolutamente interessante ed è sicuramente quello, a cui tu facevi riferimento. Dunque io vado spesso in Arabia Saudita. In Arabia Saudita ovviamente criticare Mohammed bin Salman è impossibile, avere un saudita che critica Mohammed bin Salman è impossibile, però chiaramente dopo 13 anni che io mi occupo di Arabia Saudita riesco a leggere molto tra le righe anche di chi magari mi vuol dire qualcosa, però non me lo può dire. Ecco, questo dubbio io con le giovani saudite non ce l'ho mai, nel senso che le giovani saudite difendono Mohammed bin Salman a spada tratta, senza possibilità di replica. È io penso sia inevitabile, perché comunque appunto è effettivamente una persona che ha cambiato completamente la loro vita. Tu ricordavi giustamente il diritto alla guida, ma anche l'allentamento del codice del vestiario. Oramai appunto in Arabia Saudita come tutte le saudite, cioè si può girare normalmente come giri in tutti gli altri paesi che sono appunto mediamente conservatori, però di fatto si può sicuramente girare vestiti all'occidentale o vestiti come meglio si crede. Ma anche la possibilità di avere documenti senza la firma del guardiano uomo, quindi senza la firma obbligatoria del padre o del fratello maggiore o del marito, quindi significa poter richiedere un passaporto da sole e poter viaggiare senza autorizzazione scritta e firmata del guardiano maschile, poter aprire un business, quindi un'attività commerciale senza l'autorizzazione e la firma del guardiano maschile, la liberalizzazione e diciamo una riforma in senso progressista, oserei dire, dal punto di vista dei diritti delle donne, della legge sul divorzio, sull'affido dei figli, sui diritti appunto delle donne divorziate. E l'incoraggiamento lo studio e alla carriera. L'apertura di un sacco di tantissime carriere che prima erano assolutamente precluse alle donne, invece appunto al genere femminile, a partire dall'esercito, passando poi invece alla forza di polizia, passando a tutto quello che è il settore pubblico. Di fatto l'esaltazione delle figure femminili nelle attività diciamo economiche principali, come per esempio l'elezione della prima presidente della borsa di scambio valori saudita, donna. Cioè, per mettere nel contesto, la prima presidente della borsa di scambio valori in Italia, la prima presidente donna, è stata eletta dopo di quella saudita. Cioè l'Arabia Saudita ha avuto una presidente donna della borsa di scambio valori 3 anni prima che l'Italia. E ovviamente tutte queste cose messe insieme, fanno sì che ad oggi veramente il Mohammed bin Salman è riuscito a creare uno zoccolo duro di sostegno nella popolazione giovane in particolare e ancora più femminile, che è solidissimo, solidissimo. Ora, questo è la parte delle riforme sociali. C'è poi la parte delle riforme economiche, quindi l'apertura dell'economia saudita, e di tanti settori all'investimento agli investitori privati, quindi significa appunto una facilitazione, delle attività, commerciali e di investimento per gli stranieri. E quindi sicuramente moltissime opportunità anche di crescita e di ritorno di investimenti. E penso che non solo Matteo Renzi, ma tutti i politici che vedono questa Vision 2030 opportunità di cooperazione a livello internazionale, sono spinti soprattutto da questo fattore nella ricerca dei rapporti con la leadership saudita. Sicuramente, per esempio, nel Partito Repubblicano americano, la motivazione che traspare evidente, che giustifica appunto che i politici adducono per ricercare rapporti con Mohammed bin Salman sono proprio le opportunità economiche e di investimento.
Beh, intanto grazie per questa risposta. Ci spostiamo leggermente in altre 2, monarchie del Golfo. Parliamo ovviamente di Oman e Kuwait. In un capitolo anche molto interessante, intitolato, infatti avete una scelta di titoli perfetta, Valzer moderato, ecco, c'è appunto la descrizione di tutto questo rapporto, perché questi 2 paesi di fatto hanno attuato una politica ben diversa, da, i loro omologhi, delle altre monarchie. Ecco, potresti darci qualche informazione a riguardo, Cinzia? Tra l'altro il titolo anche a me, insomma, mi ha colpito molto, è un titolo che è stato ispirato anche da un lavoro di altre colleghe, una collega francese, che si chiama Camille, e una collega italiana che si chiama Giulia Daga, che è all'Istituto Affari Internazionali e appunto, nel loro lavoro anche loro utilizzavano un titolo, che ricordava quello che poi abbiamo noi utilizzato e insomma è stato molto bello, e poi, poterlo utilizzare. Perché effettivamente funziona molto bene. Funziona molto bene perché dà l'idea, innanzitutto della moderazione e quindi della ricerca di questa, ricerca della diplomazia come via principale, ma anche della danza, cioè nel senso che effettivamente per Oman e Kuwait è stata proprio una danza che ha dovuto evitare tanti ostacoli e tante sfide sul loro cammino. Noi nel capitolo partiamo parlando di quello che è successo nel 2011 in Oman e in Kuwait, e di come effettivamente lì le primavere arabe si siano quantomeno fatte sentire, non che siano state magari una minaccia vera e propria, ma si sono sicuramente fatte sentire. E poi di come appunto avendo delle prospettive diverse rispetto alle altre monarchie sull'Iran, su altre questioni regionali, sulla crisi contro il Qatar, grande differenza, Oman e Kuwait sta sempre contrari alla crisi contro il Qatar, contrari all'indebolimento del Consiglio di cooperazione del Golfo, contrari alle politiche super assertive, iperassertive di Mohammed bin Salman e Mohammed bin Zayed contro l'Iran. Quindi molto più invece conservatori, molto più per lo strumento diplomatico come primo strumento più importante per risolvere le divergenze e molto più nell'ottica di vedere appunto il mondo intorno a loro come un mondo che cambia, una regione che cambia con tante sfide geopolitiche, il riposizionamento degli Stati Uniti nella regione che crea nuove questioni, adesso l'invasione russa dell'Ucraina, che crea ovviamente altre questioni e quindi la necessità di stare insieme, fare gruppo, proteggersi a vicenda e cercare di buttare acqua sul fuoco, non accendere e appiccare nuovi fuochi, come invece è stato fatto in particolare dall'Arabia Saudita e dagli Emirati Arabi Uniti per anni. E adesso possiamo quasi dire che hanno avuto ragione loro, nel senso che adesso siamo entrati, sicuramente ne parleremo, nell'ultimo anno, tra appunto, dicevamo, questo percorso di de-escalation con il Qatar, de-escalation con l'Iran, che poi diventa un accordo negoziato anche in Cina, anche dall'Arabia Saudita stessa. Siamo entrati in una fase diversa, in una fase in cui questo avventurismo geopolitico è stato messo da parte, quindi alla fine si è dato ragione all'Oman e al Kuwait, che però nel frattempo anche loro hanno pagato un prezzo per l'instabilità. Si sono ritrovati per esempio durante il Covid, tra l'altro e poco dopo, a perdere 2 capi di Stato che erano assolutamente fondamentali in delle monarchie completamente monocratiche e autocratiche, quindi completamente assolutiste. Perdere questo capo di Stato da appunto che era stato lì nel caso del Sultan Qaboos bin Said, era stato lì veramente dal 1970 e muore nel 2020, quindi parliamo veramente di Parliamo del ehm padre fondatore. il padre fondatore dell'Oman, esatto, il padre fondatore dell'Oman, quindi proprio quasi l'identità tra lui e l'Oman si scambia insomma. Dove finisce il Sultan Qaboos e dove inizia l'Oman non è chiaro, quindi è veramente una situazione molto delicata la morte del Sultan Qaboos. Il Kuwait si trova a perdere appunto anche lì Sheikh Sabah, l'unico sceicco che era rimasto, che era lì presente, era ministro degli esteri
quando è stato creato il Consiglio di cooperazione del Golfo nel 1981 ed era poi sceicco nel 2020, quindi capo di Stato, e lo era dal 2006 e muore appunto anche lui lasciando nel mezzo di questa tempesta geopolitica. Quindi veramente due attori che devono navigare tante tante sfide. No, infatti, questa cosa, a me ha stupito molto sinceramente, anche questo cambio o meglio cambio, questa divergenza diciamo nella conduzione di questa politica, a partire ovviamente dalle primavere arabe. Mhmm, Invece ti chiedo, e qua diciamo è un elefante nella stanza, perché, ne avevi parlato poc'anzi e mi sembra giusto qui, approfondire la questione, cioè i rapporti geopolitici delle monarchie del Golfo con l'Iran. Dal JCPOA, che è fondamentalmente l'accordo sul nucleare, Mh-mh. l'attacco all'impianto petrolifero Aramco in Yemen da parte degli Houthi, ovviamente sostenuto dall'Iran. Ne hai parlato poc'anzi anche di questo, il recente accordo mediato dalla Cina tra Arabia Saudita e Iran, l'assassinio anche di Soleimani, eccetera. Ecco, noi stiamo vivendo fondamentalmente, come hai detto, una nuova fase, stiamo vivendo una storia, ehm, completamente nuova, quasi una, prendiamola con le pinze, tra molte virgolette, "una rivoluzione" da questo punto di vista, perché, pensavamo molto per compartimenti stagni, no, questo paese è alleato a quest'altro paese, fine. Non ci sarà sarà difficile che si arrivi a un accordo. Invece Mh-mh. io ci butto dentro anche il terremoto recente, anche, Siria in Turchia, che, ha fatto riavvicinare anche 2 paesi che era quasi impossibile che si avvicinassero, come Siria e Arabia Saudita. Una roba che, a me personalmente mi è esplosa la testa, essendo io mezzo siriano. Quindi, ecco, da questo punto di vista, tornando però a bomba al tutto, cioè all'Iran, descrivici un attimo questo anche cambiamento repentino che c'è stato in questi rapporti tra i 2 paesi, o meglio tra l'Iran e i paesi, monarchici del Golfo. Prego, Cinzia. Mh. Dunque questa è una storia è uno dei capitoli più lunghi del libro, perché è proprio una storia molto complicata, cioè ci sono sicuramente 6, innanzitutto appunto le 6 monarchie hanno 6 atteggiamenti diversi rispetto all'Iran ed è impossibile trovarne 2 che la pensano esattamente nello stesso modo, quindi partiamo da questo. E poi appunto abbiamo diverse fasi. Però, cercando di fare ordine, io direi che la cosa più importante è, da con cui iniziare è, il cambiamento della postura degli Stati Uniti nella regione. Cioè, il momento chiave è quello che tu avevi già, accennato. Nel 2019 gli attacchi, di fatto orchestrati, organizzati e supportati dall'Iran contro delle infrastrutture petrolifere fondamentali in Arabia Saudita e contro delle petroliere al largo della costa degli Emirati Arabi Uniti. Quindi un doppio attacco sia contro gli Emirati che contro l'Arabia Saudita. Questo attacco che di fatto è il coronamento di una campagna bellica che già si era svolta tramite appunto lo Yemen con missili e droni lanciati contro l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, ma questo attacco qui fu diverso perché utilizzò delle armi più sofisticate e fu in grado di andare a segno contro degli obiettivi estremamente strategici. Quindi ci fu una completa sorpresa da parte dei sauditi e degli emiratini e soprattutto un senso di vulnerabilità senza precedenti. Perché? Perché quando avvennero questi attacchi sia i sauditi che gli emiratini contattarono immediatamente la Casa Bianca di Trump e chiesero una reazione di polso, diciamo, molto importante, militare di fatto. Perché la chiesero? Perché almeno dagli anni '80, per non voler andare troppo indietro, il rapporto tra gli Stati Uniti e le monarchie del Golfo si fondava su questa fiducia delle monarchie del Golfo nel fatto che gli Stati Uniti li avrebbero sempre difesi dall'Iran e che avrebbero scoraggiato tramite deterrenza militare qualsiasi attacco frontale dell'Iran contro le monarchie.
Quindi la fiducia dell'Arabia Saudita che gli Stati Uniti, in caso di attacco, diciamo, dell'Iran contro i sauditi, cosa avrebbero fatto nel concreto? Innanzitutto che avrebbero avuto l'orecchio teso per accorgersene prima e quindi poterlo preannunciare prima che avvenisse, mentre era ancora in pianificazione, per poterlo poi eventualmente ovviamente scongiurare, no? Oppure, se non si poteva scongiurare, preparare i sauditi a questo attacco, fornendo dei sistemi di difesa avanzati che potevano per esempio intercettare i droni e i missili lanciati dall'Iran. Se anche questa cosa non era fatta, comunque la terza, dare una risposta militare all'Iran così significativa che gli iraniani non ci avrebbero provato più a rifarlo. Nel 2019 non successe nessuna delle 3 cose. Gli americani non avvertirono gli emiratini o i sauditi di quello che stava per succedere, magari non lo sapevano neanche loro, magari non gli interessava, non avevano seguito la cosa, non lo so. So che non li avvertirono, quindi non li prepararono a contenere l'attacco. E non solo, quando furono contattati dagli emiratini e dai sauditi che chiedevano a gran voce una risposta contro l'Iran, Trump disse di fatto che loro avrebbero sostenuto una risposta saudita ed emiratina, quindi che sauditi ed emiratini dovevano fare una risposta all'Iran e gli Stati Uniti avrebbero sostenuto, incoraggiato questa risposta. Di fatto crollava una certezza che era vera fin dal 1980 per l'Arabia Saudita e per gli Emirati Arabi Uniti, cioè di poter contare sugli Stati Uniti per la deterrenza contro l'Iran. Non potendovi più contare, entrambi hanno cambiato assolutamente atteggiamento. Hanno mantenuto questo tentativo di contenimento geopolitico dell'Iran, continuando per esempio a parlare con Israele, continuando la normalizzazione che poi per gli Emirati Arabi Uniti si è concretizzata ad agosto del 2020, continuando a cercare e perseguire armi di ultima generazione per difendersi, sistemi difensivi e sistemi offensivi. Ma a questo hanno affiancato un nuovo strumento che è quello di engagement. Quindi adesso, cioè dalla fine del 2019, i sauditi ed emiratini passano da un contenimento esclusivo dell'Iran a una doppia strategia di contenimento e ingaggio nello stesso momento per abbassare la tensione. Ed è una cosa molto complicata, molto delicata, che avviene molto a rilento e che infatti nel caso dei sauditi si concretizza solo 4 anni dopo, a marzo del 2023, con la firma dell'accordo che tu ricordavi, negoziato prima tramite gli iracheni, non dagli iracheni, tramite gli iracheni, poi tramite gli omaniti e alla fine tramite i cinesi. L'ultima cosa che voglio dire, perché penso sia, anzi le ultime 2 cose che voglio dire su questo sono: la prima che il ruolo della Cina qui non è fondamentale, ma non è neanche irrilevante. Non è fondamentale perché io penso che l'accordo si sarebbe raggiunto lo stesso, ma non è irrilevante perché i sauditi stanno cercando un'altra forma di deterrenza e di leverage sull'Iran, non più militare ma economica. L'Iran dipende economicamente dalla Cina. Quindi i sauditi perché vogliono immischiare i cinesi in questo accordo? Perché vogliono che se l'Iran rompa le promesse, i cinesi rompano il rapporto economico con l'Iran e che quindi li tengano in ostaggio da un punto di vista economico. La seconda cosa che voglio dire è che questo accordo non è solamente per la riapertura delle ambasciate, è per la riapertura delle ambasciate in cambio di un ritiro dell'Iran dallo Yemen, che abbiamo già visto iniziare, e come secondo step una normalizzazione dei rapporti tra l'Arabia Saudita e la Siria, che abbiamo già visto iniziare, ancora ci sono altri step geopolitici in ballo, cioè noi siamo solo alla fase 2. La prima fase, l'Iran si ritira dallo Yemen, smette di fornire missili agli Houthi e incoraggia gli Houthi a trovare un accordo politico con l'Arabia Saudita. Fase 2, l'Arabia Saudita accetta che il regime di Bashar al-Assad ha vinto la guerra in Siria e accetta che
deve riprendere i rapporti soprattutto economici, essere coinvolto anche nella ricostruzione della Siria, nonostante il coinvolgimento dell'Iran, che di fatto è accettato, cioè adesso di fatto i sauditi hanno accettato l'influenza iraniana in Siria, per quanto dicano diversamente. Il terzo step, il quarto step, il quinto step, se le cose continuano ad andare nel verso, diciamo, continuano ad avvenire così come previste e con questa rapidità, perché effettivamente sta succedendo con grande rapidità, potrebbero essere egualmente sconvolgenti. Io penso che sicuramente abbiano a che vedere con la Palestina, con il Libano e con il Corno d'Africa. Perfetto. Non ho parole perché veramente è molto interessante questo fatto di tutti gli step che hai descritto e quello che probabilmente ci aspetta, o ci aspetta ovviamente questi paesi. Io ti chiedo però, parliamo degli scandali. Abbiamo parlato della questione, dell'omicidio Khashoggi, ci sono state anche esecuzioni di massa oltretutto invece, perpetrate anche dal Kuwait stesso? Sì. Nei vari anni di cui tu e il tuo collega ne parlate, appunto, di questo libro. Ecco, come hanno influito nei rapporti geopolitici con l'Occidente, Europa, ma specialmente Stati Uniti in testa, Mh-mh. specialmente con il cambio di presidenza quando è arrivato Biden? Prego, Mh-mh. ci Diciamo che come se con il tuo permesso io la amplierei anche la questione proprio al multipolarismo, così che come bene, hai facoltà. ultima grazie. Così che come ultima domanda, diciamo, facciamo un po', anche guardiamo un po' al futuro, che poi è quello che cerchiamo di fare anche noi nel libro, no, nel senso che nelle conclusioni noi l'abbiamo intitolate "Sguardo al 2030", perché la tesi centrale del libro è: nei primi 10 anni, dal 2011 al 2020-2021, le monarchie del Golfo sono diventate il centro di gravità in Medio Oriente, hanno acquisito una leadership regionale che prima non avevano assolutamente, perché erano di fatto degli attori irrilevanti dal punto di vista geopolitico del Medio Oriente. Nei prossimi 10 anni, quindi quelli tra il 2020 e il 2030, quello che vediamo noi, che già sta accadendo, il trend che vediamo accadere, è che le monarchie del Golfo tendono a voler giocare non più un ruolo solo regionale, ma un ruolo globale, che ovviamente chi ascolta queste parole rimane colpito, perché si tratta di paesi alla fine dei conti relativamente piccoli e veramente pensare che in 20 anni si possa passare da una quasi irrilevanza da un punto di vista geopolitico a giocare un ruolo globale è effettivamente abbastanza assurdo. Però le indicazioni noi le vediamo già succedere e partiamo proprio da quello che dicevi tu, cioè noi abbiamo visto che mentre appunto abbiamo parlato delle riforme di apertura anche sociale ed economica anche nel paese, in Arabia Saudita, in particolare sui diritti delle donne, abbiamo visto nello stesso momento una chiusura sempre maggiore per quanto riguarda i diritti civili e politici. Una repressione che, invece una situazione che invece che migliorare peggiora notevolmente, più tempo passa più peggiora. E si estende anche per esempio alla cyber surveillance, alla sorveglianza online, quindi diventa una dittatura anche digitale, una polizia anche digitale. Una situazione veramente che va peggiorando in continuazione. Questo nonostante il fatto che Joe Biden, quando viene eletto, di fatto incentra tutta la sua retorica politica nei confronti dell'Arabia Saudita e delle altre monarchie del Golfo proprio sull'idea che Trump li aveva incoraggiati a ignorare i diritti umani e civili e che invece lui ne avrebbe fatto un centro assoluto della sua politica nei confronti delle monarchie arabe del Golfo. Cioè Biden dice: "Se con Trump voi avete fatto come volevate, con me invece dovete assolutamente stare in campana, in riga e fare dei progressi sul fronte dei diritti umani, proprio anche, diciamo, per tentare un po' di risollevare terribile la terribile situazione seguita all'omicidio di Jamal Khashoggi. Invece quello che accade è che
nessuna delle monarchie arabe del Golfo raccoglie questa sfida di Joe Biden e cerca di appunto di accontentare il presidente o Washington in generale per recuperare il rapporto con gli Stati Uniti. Quello che vediamo invece è che con una parziale eccezione del Qatar, che però si rende utile agli Stati Uniti in un altro modo, cioè per esempio mediando l'uscita degli Stati Uniti dall'Afghanistan, che di fatto viene proprio organizzata in Qatar, e aiutando gli Stati Uniti su altre questioni regionali, ma non con una particolare azione sui diritti umani. Tutte le altre di fatto neanche si sprecano più di tanto a voler, diciamo, dare un segnale in questo senso agli Stati Uniti. Quasi quasi lo fanno di più con l'Unione Europea, che invece gli dice entrate in un nuovo dialogo sui diritti umani con noi e noi in cambio ricominceremo a parlare della liberalizzazione dei visti turistici per visitare l'Unione Europea. E funziona meglio questo approccio qui, perché effettivamente tutte le monarchie del Golfo iniziano negli ultimi 12 mesi un dialogo sui diritti umani con l'Unione Europea a Bruxelles. Ma nello stesso tempo, perché bisogna chiedersi, e questo è un po' la chiave di lettura del multipolarismo e dei prossimi 10 anni nel Golfo, perché le monarchie del Golfo si comportano in questa maniera? Perché le monarchie del Golfo decidono di abbracciare definitivamente quello che chiamiamo il multipolarismo, cioè l'idea che il mondo non è più solo degli Stati Uniti, che gli Stati Uniti non sono più l'attore egemone, non sono più l'attore più importante, non sono quelli principali, non sono quelli che decidono, sicuramente nel Medio Oriente e Nord Africa, che non è obbligatorio allinearsi alle scelte degli Stati Uniti, ma che invece si può andare esattamente anche contro alle preferenze degli Stati Uniti, anche quando queste sono delle preferenze strategiche comunicate in maniera chiara. Cioè noi abbiamo visto negli ultimi 12 mesi succedere delle cose assolutamente clamorose. Abbiamo visto gli Stati Uniti andare in Arabia Saudita a chiedere specificatamente di aumentare la produzione petrolifera per poter contrastare la Russia e poter impedire alla Russia di continuare ad accumulare capitale vendendo petrolio. Abbiamo visto i sauditi per tutta risposta non solo non aumentare la produzione come promesso agli americani, ma tagliare la produzione in maniera molto molto significativa e in accordo diretto con la Russia. Noi abbiamo visto gli Stati Uniti e Biden in particolare a luglio del 2022 andare in Arabia Saudita e mettere delle chiare linee rosse allo sviluppo dei rapporti tra l'Arabia Saudita e la Cina, e poi abbiamo visto a dicembre del 2022, solo 5 mesi dopo, il leader cinese Xi Jinping andare in Arabia Saudita e le conversazioni tra sauditi e cinesi andare direttamente contro quelle linee rosse messe chiaramente dagli Stati Uniti. Quindi la volontà dei sauditi in particolare, ma anche degli Emirati Arabi Uniti e in misura minore di altre monarchie arabe del Golfo, di contrastare specifiche preferenze comunicate dagli Stati Uniti, è una cosa senza precedenti, che ci fa capire, e la retorica, il messaggio politico che viene molto chiaro è: non chiedeteci di scegliere tra Stati Uniti e Cina, non abbiamo voglia di scegliere tra Stati Uniti e Cina. Il nostro interesse è per un mondo multipolare e globalizzato e noi non abbiamo intenzione di compromettere i nostri interessi per le vostre preferenze geopolitiche. Questo è, secondo me, una cosa appunto estremamente nuova ed è importante notarla adesso perché avrà implicazioni, penso, almeno per il prossimo decennio. Grazie mille. Io ti faccio, guarda, battute finali proprio, 2 domande proprio a bruciapelo, Va bene? perché tra parentesi una di queste ce l'hanno chiesta anche in chat, e sono intanto monarchie del Golfo e guerra in Ucraina, se ci vedi un cambiamento dei rapporti geopolitici da questo punto di vista, specialmente nelle alleanze, e, parlando proprio di alleanze, parliamo della Siria, cioè
È notizia di oggi, anzi di ieri in realtà, che a quanto pare dopo un bel po' di anni ritornerà all'interno della Lega Araba. E quindi come commenti anche questa notizia? Prego Cinzia. Partiamo appunto dalla fine. La rinclusione della Siria nella Lega Araba e l'invito ai rappresentanti del regime di Bashar al-Assad a partecipare al summit della Lega Araba il 19 maggio in Arabia Saudita è appunto, come dicevamo prima, parte dell'accordo con l'Iran. L'idea di normalizzare la posizione della Siria a livello regionale parte dagli Emirati Arabi Uniti, che appunto sono i primi a dire la guerra l'ha vinta il regime e adesso ci conviene normalizzare per poter anche controbilanciare l'influenza iraniana a Damasco. Succede poi che la Russia debba reindirizzare la sua presenza militare dalla Siria, anche dalla Siria all'Ucraina, data di fatto la necessità, la performance scadente dal punto di vista militare della Russia in Ucraina, il fatto che la Russia stesse perdendo in Ucraina, di fatto ha bisogno di reindirizzare tutte le risorse che ha ovunque possibile contro l'Ucraina. E lascia quindi un vuoto in Siria, un piccolo vuoto geopolitico. Quindi a quel punto gli Emirati ancora di più dicono riempiamolo noi questo vuoto, altrimenti si allargherà l'influenza dell'Iran in Siria. Ora, è un discorso che secondo me non tiene conto del fatto che è difficile controbilanciare l'influenza iraniana o russia in Siria semplicemente facendo un nuovo engagement con il regime oppure contribuendo finanziariamente alla ricostruzione del paese. Certo, sì, fare investimenti, dare aiuti umanitari, reintegrare il regime nella politica regionale, sono tutte cose utili per Damasco, ma non sono, a mio parere, delle cose strategiche dal punto di vista geopolitico, talmente tali da poter mettere in discussione rapporti così profondi come quelli con la Russia o con l'Iran, quelli del regime con la Russia o con l'Iran. Però ecco, sicuramente i sauditi, per parte dell'accordo, quindi come contraccambio, perché l'Iran effettivamente ha tagliato i rapporti militari con gli Houthi in Yemen, effettivamente ha accettato di normalizzare i rapporti con la Siria, di accettare quindi l'influenza iraniana in Siria, anche se con in testa l'idea di poterla ridurre con il tempo, però ovviamente nel lungo periodo, impegnandosi anche appunto, a committare dei fondi per ricostruire il paese, e anche, a reintegrare politicamente il regime nella Lega Araba. Ora io non penso che questo abbia una conseguenza così fondamentale, perché sappiamo che la Lega Araba è comunque molto dormiente, diciamo come organo politico. Però effettivamente è dal punto di vista simbolico molto importante, un passo molto importante. E la cosa ancora più importante, diciamo, a livello immediato è sicuramente la ricostruzione del paese. Da questo punto di vista quello potrebbe, se le cose vanno lisce, effettivamente migliorare la vita di chi vive nel paese, perché sicuramente la priorità, da quello che sembra, saranno le infrastrutture strategiche, come per esempio gli acquedotti, le fognature, la rete elettrica, la ricostruzione di infrastrutture appunto civili come gli ospedali o le scuole. E da questo punto di vista, insomma, può essere che ci sia una evoluzione più evidente. Per quanto riguarda il discorso sul posizionamento della guerra, dell'invasione russa dell'Ucraina. Dunque, lì c'è da dire una cosa, diciamo fondamentale, cioè che all'inizio, come tanti altri attori, inclusi gli europei, le monarchie arabe del Golfo pensavano che la Russia avrebbe vinto in Ucraina, se non in 3 giorni, come diceva Putin, comunque in 3 settimane. In realtà, dopo il primo mese, ci siamo tutti resi conto, anche le monarchie arabe del Golfo, che la Russia non avrebbe vinto in Ucraina, che nella migliore delle ipotesi l'Ucraina sarebbe stato l'Afghanistan della Russia,
nella peggiore delle ipotesi la Russia avrebbe proprio perso la guerra militarmente, sia dal punto di vista della performance militare sul terreno dell'esercito, ma soprattutto la superiorità tecnologica degli armamenti NATO, quindi gli armamenti occidentali, rispetto ai vecchi armamenti sovietici, è stato evidente. Quindi è stato un flip incredibile, veramente incredibile. Parlare con le monarchie arabe del Golfo all'inizio c'era un atteggiamento rispetto alla Russia molto diciamo di timore reverenziale, come fosse una vera e propria potenza globale, e poi vedere questo flip in cui a partire dagli Emirati Arabi Uniti e poi subito dopo anche l'Arabia Saudita si passa a vedere invece la Russia come un attore debolissimo. Si dice in inglese, iniziano a sniffare sangue, a sentire l'odore del sangue e si avventano come veramente avvoltoi sulla preda, perché adesso nei corridoi delle monarchie arabe del Golfo si parla dell'opportunità di, per esempio, fare degli investimenti su infrastrutture strategiche energetiche russe in completo decadimento, dove per 2 spicci si pensa appunto di poter prendere il sopravvento e poter acquisire queste infrastrutture strategiche. Oppure appunto si parla di come poter approfittare della debolezza russa in Libia o in Siria, di come poter appunto approfittare della necessità russa di vendere il petrolio nonostante l'embargo per poter acquistare veramente sotto costo prodotti petroliferi e gassiferi russi per poterli poi rivendere a prezzo pieno sul mercato globale. Cioè è una situazione abbastanza appunto incredibile pensare che si passa da un attore considerato un attore appunto rilevante sullo scacchiere globale ad una vittima di cui veramente prendere il sopravvento e sfruttarne la debolezza. Però effettivamente stiamo vedendo un posizionamento molto molto cinico da questo punto di vista delle monarchie arabe. Senti, c'è una domanda che è interessantissima qui, io, se riesci a rispondere, guarda, te ne sarei grato, perché un nostro ascoltatore chiede che l'Egitto sta attraversando una crisi economica senza precedenti. Diversamente dal passato, i paesi del Golfo si mostrano riluttanti a investire ed aiutare il governo attuale. Perché questo cambiamento? È una domanda molto interessante. Allora, il cambiamento fondamentalmente è figlio della rinnovata importanza geopolitica delle monarchie del Golfo e da questa ubriachezza di onnipotenza, no? Di cui stiamo parlando. Cioè, abbiamo appena finito di dire di come molte volte si veda anche appunto la Russia come un attore di cui approfittarsi. Immaginiamo come vedono l'Egitto. Una situazione in cui appunto l'Egitto è in una situazione di grande vulnerabilità dal punto di vista finanziario, mentre le monarchie del Golfo sono in uno dei momenti di maggiore floridità dal punto di vista finanziario, perché i prezzi del petrolio sono esplosi, i prezzi del gas sono esplosi, stanno accumulando ricchezze veramente significative, hanno il coltello dalla parte del manico e non solo, a questo si aggiunge una situazione internazionale in cui l'attenzione dei grandi fondi monetari internazionali, dei grandi attori globali, degli Stati Uniti, sono tutte o su questioni, su loro sfide domestiche, quindi sappiamo che anche in Europa stiamo affrontando ovviamente in maniera diversa, ma una crisi economica, quindi la necessità di investire a livello domestico in Europa per poter ammorbidire l'impatto della crisi dell'inflazione, della crisi della sicurezza energetica, oppure investire in Ucraina per poter ricostruire quello che è stato distrutto, per poter mantenere diciamo il combattimento contro la Russia. E quindi di fatto i paesi arabi come l'Egitto non hanno più tutte le opzioni che avevano prima.
non erano già tante, ma adesso anche il Fondo Monetario Internazionale ha delle condizioni più stringenti, offre meno liquidità, offre condizioni peggiori. La Cina stessa, che è andata in giro per la regione e per il mondo promettendo investimenti, promettendo aiuti finanziari, promettendo qualsiasi cosa, in realtà non ha deliberato nulla di quello che ha promesso per anni. Ha usato tutte queste risorse internamente, anche proprio per combattere il Covid, ovviamente, avere a che fare con una completa gestione completamente disastrosa della pandemia in Cina, le industrie ferme per mesi e mesi, quindi non ci sono più tante opzioni di finanziamento. E quindi la posizione dei paesi del Golfo nella regione nei confronti di altri paesi arabi che hanno bisogno di aiuti economici viene ancora più rafforzata e se ne approfittano perché non è che i sauditi non abbiano offerto un ruolo finanziario, ma hanno posto delle condizioni estremamente difficili. Bene, io a questo punto direi di lasciarti andare perché avevamo detto 1 ora, ci hai concesso 10 minuti in più, quindi ti ringraziamo molto. E a Grazie a questo voi. punto, oltre a ringraziarti e a riconsigliare il vostro libro per i tipi, Il Mulino del 2023, appunto, Le monarchie arabe del Golfo, nuovo centro di gravità in Medio Oriente, leggetelo perché è molto interessante e ha molti spunti di riflessione, specialmente riguardanti quell'area lì e anche i rapporti con tutto il mondo. Beh, a questo punto io ti ringrazio molto per averci concesso questo tempo, ringrazio ovviamente voi che ci avete ascoltato. Questo venerdì ci sarà un'altra live e l'argomento sarà il Sudan e quindi vi do appuntamento a venerdì, ancora qui su Paresia. Arrivederci a tutti e grazie, a Cinzia. Grazie a Ciao, te e ciao. grazie a tutti per le domande. Ciao.